Buonasera a tutti. In primo luogo ai presenti, poi alle migliaia di uditori e spettatori virtuali che da domani accederanno al sito dell'Istituto Veneto e potranno vedere come noi rivediamo la lettura di questa sera. Lettore è Andrea Mazzucchi. Non spenderò molte parole per presentarlo, anzi non lo presenterò affatto, perché una ampia presentazione si può leggere nel sito dell'Istituto Veneto e si potrà vedere che da quella presentazione emerge la statura di docente e di studioso autorevolissimo che questa sera ci fa l'onore di chiudere nel modo più degno il ciclo delle letture. Abbiamo pensato di intitolare Pagine cordiali. Quindi ciò che io sento il dovere di fare è, in questa giornata di chiusura, è il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della nostra iniziativa, agli spettatori e uditori presenti, agli innumerevoli spettatori remoti, a coloro che hanno curato, come la dottoressa Lucia Macaluso e il nostro regista Olivier Rozzane, la bella riuscita della ripresa, quale poi sarà vista, consultata a lungo chiunque vorrà accedervi. Con il ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita del ciclo che oggi si chiude, vorrei aggiungere l'augurio, l'auspicio di ritrovarci l'anno prossimo in un nuovo ciclo ulteriormente rinnovato anche nelle impostazioni contenuti di queste pagine cordiali che dalla pagina scritta sono passate via via, come avete notare, alla pagina dipinta e alla pagina musicata. Ecco, e abbiamo un certo numero di altre arti sorelle da poter evocare nelle prossime annate. Frattanto disponiamoci ad ascoltare Andrea Mazzucchi. Grazie, buonasera, grazie innanzitutto a Francesco Bruni e a Manlio Pastore Stocchi per l'invito in questa serie così interessante, prestigiosa, in questa sede così elegante e raffinata, e non vi nascondo che naturalmente sono emozionato, e l'emozione in questo caso è resa in qualche modo più intensa dal fatto che per chi come me fa il dantista solitamente la condizione nella quale si avvicina alle opere del poeta che pratica è una condizione da limbicolo di chi senza speme vive in divio, perché vorrebbe tanto poter sfogliare gli autografi della commedia o anche di qualche altra opera dantesca, ma naturalmente è oramai consapevole che questo desiderio è condannato inevitabilmente a rimanere senza speranza. E invece naturalmente l'emozione di un studioso di Dante quando si avvicina a un testo di Petrarca è quello di poter sfogliare o almeno vedere, come potete fare voi sul video, le pagine di un autografo, l'autografo ideografo Vaticano Latino 3195, un originale che giustamente il compianto Armando Petrucci definiva una testualità perfetta, diretta emanazione dell'autore. Il dato non è irrilevante, perché il documento è prezioso non soltanto per antichità e non soltanto è venerabile perché consente un contatto sia pure immediato con la fisicità dell'autore, ma perché questa emozione si fa in qualche modo curiosità intellettuale, diventa elemento di intelligenza, perché, come oramai ampiamente noto, le strategie scrittorie, le modalità di impaginazione, di presentazione del manufatto
si configurano spesso come vere e proprie indicazioni di lettura dotate di un senso che andrà in qualche modo ad accrescere quello che il testo virtuale consente già di avere. È un dato questo della pertinenza significativa delle scelte impaginative del Vaticano Latino 3195, dunque del manoscritto autografo ed ideografo di Petrarca, che si fa particolarmente evidente nel caso delle 9 sestine che sono contenute nei Rerum Vulgarium Fragmenta, sestine che godono rispetto a tutti gli altri generi metrici presenti nel macrotesto petrarchesco di un trattamento assolutamente eccezionale, di una messa in pagina assolutamente eccezionale. Il dato è noto perché, come è stato da più tempo notato, tutte le 9 sestine fruiscono senza eccezioni di una messa a testo moderna o almeno atipica rispetto agli altri generi metrici, con versi, appunto come potete vedere nella carta che vi è mostrata, la carta 19 recto del Vaticano Latino 3195, i versi per la sestina sono incolonnati e non disposti orizzontalmente, come è invece altrettanto evidente nel sonetto 81 che immediatamente segue la sestina 80, che appunto, pur se su andamento bicolonnare, il classico incolonnamento orizzontale. Ecco, come dire, la percezione della poesia per un lettore medievale era una percezione, una visione prevalentemente orizzontale. Con le 9 sestine di Petrarca questa dimensione e questa percezione si verticalizza ed il dato evidentemente non sarà privo di rilievo. Del resto la portata del fenomeno non sta tanto nella particolare disposizione dei versi, quanto piuttosto nel fatto che esso riguarda unicamente la sestina in opposizione a tutti gli altri generi, tanto più che nei canzonieri precedenti, sia italiani che provenzali, la sestina di Arnaut Daniel e la sestina di Dante, Lo fen voler che il cor m'intra e Al poco giorno e Al gran cerchio d'ombra, le sestine appunto rispettivamente di Arnaut Daniel e di Dante Alighieri, che costituiscono sicuramente il modello di riferimento per Petrarca, erano in realtà impaginate, come vi mostrerò tra un attimo. Ecco, questa è la sestina di Arnaut Daniel e Lo fen voler, in uno dei manoscritti che la contiene, il Vaticano Latino 5232, è, pur se un'impaginazione bicolonnare, impaginata, diciamo, orizzontalmente. Vedete che il passaggio da un verso all'altro è indicato, come è comune nel manoscritto medievale, da un punto che segnala la fine del verso. Analogamente, in un codice altrettanto venerabile, anche questo è uno dei tanti testimoni possibili della sestina di Dante Alighieri, il codice è il Chigiano L8 305, il manoscritto, come dire, un manoscritto importantissimo per la vita nuova di Dante, ma anche per molte liriche della tradizione stilnovistica. La sestina al poco giorno è, come vedete, nella carta 31 recto e poi nella successiva carta 31 verso, incolonnata orizzontalmente. Questo dato, questa eccezionale presentazione grafica dunque della sestina petrarchesca, che vi ripropongo immediatamente, questo eccezionale dato della sestina petrarchesca evidenzia naturalmente, enfatizzandola, la particolare struttura formale di questa forma metrica e in qualche modo ne marca anche l'autonomia di genere rispetto alla canzone. Anche su questo, come dire, gli studi sono stati molto approfonditi ed è evidente che per Arnaut Daniel e per Dante Alighieri quelle sestine erano in qualche modo casi particolari di canzone, e soltanto con Petrarca, come mostra anche appunto la verticalizzazione del testo, che la sestina acquisisce una sua autonomia di genere rispetto alla canzone. Ma forse non c'è soltanto questo dato, ma ce n'è un altro altrettanto rilevante, che è il fatto che, essendo
distribuite lungo tutto il libro, le 9 sestine, e sono i numeri 22, 30, 66, 80, 142, 214, 237, 239 e 332, le sestine del canzoniere. Le 9 sestine, essendo distribuite lungo tutto il libro, si presentano, proprio grazie alla loro immediata riconoscibilità per questa particolare disposizione grafica, come un insieme organico che compendia il percorso complessivo dell'opera, riflettendo alcune tematiche fondamentali del canzoniere in un gioco di specularità che investe anche l'organizzazione formale del testo e che ha fatto parlare, secondo me appropriatamente, per ogni singola sestina di una sorta di mise en abîme, di rappresentazione in qualche modo in scala ridotta di alcuni snodi ideologici fondamentali dell'intero canzoniere. A beneficio non del pubblico eletto, ma dei tanti, mi auguro, studenti che vorranno visualizzare questa mia chiacchierata, consentitemi di fornire brevissime indicazioni sulla struttura formale della sestina. La sestina è una canzone a struttura obbligata di 6 strofe, di 6 stanze. Ogni strofa è, sono cose notissime, mi perdonino gli ascoltatori, costituita da 6 versi ciascuna. I versi sono tutti endecasillabi. Le stanze non sono divise come nella canzone tradizionale tra fronte e firma, e il dato più macroscopico, quello che in qualche modo viene fortemente evidenziato da quella disposizione verticale, da quell'incolonnamento verticale, è il fatto che non si tratta di rime ma di parole rima. In ogni stanza le parole rime sono irrelate, cioè non compaiono mai le stesse parole rime all'interno della stessa stanza, ma invece le parole rima trovano sempre un corrispettivo nelle altre stanze della sestina. Insomma, le parole rima sono 6 e nelle stanze si dispongono secondo uno schema che è noto come schema della retrogradatio cruciata. Anche qui, soltanto a beneficio degli studenti, no, questo è l'elenco delle sestine del canzoniere, perché Word si apre con una certa lentezza, non so perché. Ecco, questo è l'elenco delle 9 sestine del canzoniere. Quella di cui ci occuperemo stasera è la sestina numero 80, Chi è fermato di menar sua vita, ma quello che volevo mostrarvi era lo schema di retrogradatio cruciata, il sistema in base al quale, come dire, lo schema delle parole rima ritorna in tutte le stanze della terzina. Lo schema è fondato su un principio abbastanza evidente: l'ultima rima della prima stanza diventa la prima della stanza successiva, a cui segue la prima, la penultima a cui segue la seconda, la terzultima a cui segue la terza, in uno schema che si ripete in tutte e 6 le stanze, consentendo a ogni parola rima di occupare sempre una posizione differente. La sestina poi si avvale anche di un congedo di 3 endecasillabi in cui ritornano ancora tutte e 6 le parole rima, con 3 parole esibite a fine verso e 3 parole interne al verso. Questo era lo schema già della sestina dantesca, che riproponeva sostanzialmente quella di Arnaut Daniel, con l'unica variazione che il primo verso della sestina di Arnaut Daniel era un ottonario, un settenario ottonario, e quella dantesca invece è già un endecasillabo. Ovviamente si tratta, è evidente, di un metro dotato di una estrema complessità tecnica, di grandissima artificiosità strutturale, un componimento, direi, in cui quasi inevitabilmente la forma fa aggio sul contenuto, diventa in qualche modo predominante rispetto al contenuto. Questo arduo rigore formale crea un organismo astratto, in qualche modo di cristallina perfezione, che prevalentemente segnato da un andamento fortemente antinarrativo, almeno nella terzina di Arnaut Daniel e in quella dantesca. Vedremo che con Petrarca poi forse la questione si modifica leggermente, ma è proprio questo
questa cristallina perfezione, questa artificiosità formale, questo rigore strutturale che costituisce uno degli elementi di grande fascino, direi quasi di fascino metafisico di questa forma, che ha appunto dopo la canonizzazione petrarchesca gode di una certa fortuna, non tanto nel XIV secolo con esempi numerati, ma soprattutto nel XV e nel XVI secolo. Il professor Pastore Stocchi, parlando dei suoi amati poeti arcadici, mi segnalava come è molto frequente anche negli Arcadi, è frequente anche negli Arcadi, e trova, devo dire anche abbastanza comprensibilmente, motivo di grande fortuna anche nella poesia contemporanea, al di là delle Sestine note di Ungaretti e di Fortini. Devo dire, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, molta produzione poetica contemporanea riproposto con lievi variazioni la forma della Sestina, che si presta in qualche modo ad essere una sorta di emblema di poeticità, proprio per questa sua rigore strutturale. Quando Petrarca scrive le sue 9 Sestine ha però 2 unici precedenti, Arnaut Daniel e Dante Alighieri. Non è questa la sede, ed è stato già fatto più volte anche con grande acribia e con grandissima sottigliezza, non è questa la sede per verificare, dicevo, le modifiche anche formali che Petrarca apporta rispetto al modello di Arnaut Daniel e di Dante. Mi limiterò a ricordare una osservazione di un conoscitore di poesia, forse non inclini al tecnicismo come Mario Fubini, che però con una sinteticissima definizione fornisce secondo me un'efficace descrizione dei mutamenti formali della Sestina petrarchesca rispetto all'esile ma prestigiosa tradizione cui poteva contare Petrarca. Fubini scrive che col Petrarca abbiamo l'impressione che la Sestina si disciolga. Ecco, questo effetto, come dire, di scioglimento della Sestina, di, come dire, allentamento di quella tensione, di quel rigore strutturale, si fonda fondamentalmente sul fatto che l'autore del Canzoniere accordi un privilegio soprattutto alla sintagmaticità del discorso prosodico, alla continuità del discorso prosodico, piuttosto che al potere estraniante del paradigma rimico, della parola rima. Vale a dire fondamentalmente che si assiste in Petrarca a una sorta di esautorazione della parola rima come sede privilegiata del verso, un'esautorazione che avviene, come vedremo e come insomma è evidente leggendo appunto le 9 Sestine petrarchesche, avviene fondamentalmente attraverso 2 procedure, utilizzando cioè sistematicamente delle modificazioni aggettivali per le parole rima e collocando spesso all'interno del verso un sostantivo o un verbo di pregnanza semantica pari a quello della parola rima o addirittura semanticamente più marcato. Tutto questo naturalmente in qualche modo discioglie, per dirla con Fubini, il rigore della... Ma l'emulatio petrarchesca rispetto ai modelli non si limita soltanto alla superiore capacità di protrarre il difficile esercizio a vette inaudite. L'ultima Sestina delle 9 di Petrarca, anche qui lo ricordo per i giovani studenti, è una cosiddetta Sestina doppia, è la Sestina nella quale doppiando il dolor si doppia lo stile, in cui in qualche modo quel meccanismo che era valido per le prime 6 strofe si replica per altre 6 strofe. Ma dicevo appunto, l'emulatio rispetto ai modelli non sta tanto e non sta solo in questo, ma anche nella scelta da parte di Petrarca di cambiare radicalmente il senso di questa forma metrica, trasformando un genere a cui era stata affidata fondamentalmente la rappresentazione della estrema ossessione e della radicale frustrazione del desiderio in un contenitore di tematiche penitenziali e religiose. Mi pare, sono un petrarchista, ma quando Petrarca divorzia dai suoi modelli, questo avviene certo sul piano formale, ma essenzialmente sul piano tematico. Petrarca aveva infatti, sull'esempio di Arnaut Daniele e di Dante, fatto anche lui della Sestina la forma metrica più intimamente implicata nei temi della passione e del desiderio.
Le prime 3 terzine del canzoniere sono ancora delle 3 terzine che, almeno dal punto di vista tematico, mantengono un legame fortissimo con la tradizione delle petrose dantesche e del miglior fabbro del parlar materno e di Arnaud Daniel. A partire però dalla Sestina 80 si assiste a una radicale trasformazione dei temi, a, se volete, una consacrazione, una sorta di sacralizzazione del metro. Direi più in particolare che le 9 sestine del canzoniere si articolano in 3 gruppi di 3 componimenti. Le prime 3 sono di stampo ancora arnaldiano e dantesco, impregnate da fortissima sensualità, sono l'espressione di una disperata e frustrata passione erotica, mentre le 3 terzine centrali, appunto quelle che principiano con la nostra sestina 80 e poi con la 142 e la 214, sono sestine invece di ispirazione morale e penitenziale, mentre nelle ultime 3 sestine si ritorna alla prospettiva del primo gruppo. La sestina 80, dunque, apre questo secondo ciclo di sestine che è di notevole importanza anche per la storia redazionale del canzoniere, perché di queste 3 terzine morali, la 142, che è il racconto di una grave crisi spirituale, chiudeva, come pare, la prima parte della redazione Correggio. Ma in Chi è fermato di menar sua vita, cioè nella sestina 80 che provo adesso a mostrarvi qui sul video così possiate tutti quanti, non so se si vede, altrimenti allargo ulteriormente, posso zoomare. In Chi è fermato di menar sua vita individua tradizionalmente il primo esempio di quel sottogenere di forma della sestina che prende a nome appunto di sestina morale. Il divorzio dalle posizioni dantesche è riscontrabile non solo, come era accaduto anche per i precedenti pezzi, sul piano formale, con depotenziamento dei vocaboli desinenti, con modificazione aggettivale delle parole rima, con lo spostamento della prospettiva iniziale del verso, della prospettiva semantica del verso dalla fine verso la sede iniziale, ma il divorzio investe, come dicevamo, anche il livello semantico e la connessa costruzione retorica, allontanando una volta per tutte dall'universo della sestina l'assillo monotematico della sensualità e della frustrazione del desiderio. Alle marche di sensualità, all'irrefrenabile potenza del desiderio, alla cristallizzazione e immobilità temporale della sestina arnaldiana e dantesca, Petrarca oppone un radicale ripensamento, un'autentica palinodia, che si segnala innanzitutto per aver impresso a quella sestina, a quella forma, una dimensione fortemente narrativa, una dimensione di temporalità particolarmente marcata. A questa sestina è affidato pertanto il compito di gettare una sorta di sospetto etico, religioso direi, sui contenuti propri della forma. Si assiste appunto a una sacralizzazione del metro, operazione che peraltro Petrarca aveva già riservato con il Madrigale 54 anche al Madrigale. La stessa scelta delle parole rima rivela la finalità morale della sestina 80, che rovescia completamente la tradizione erotica e sensuale del genere. Mentre le sestine contengono di norma parole rima riferentesi alla natura o a fenomeni climatici, nella sestina 80 troviamo parole rima astratte come vita, come fine, dove fine designa sì la morte, ma con un interessante slittamento semantico a partire dalle ultime strofe designa invece il destino ultraterreno dell'uomo, il telos, la fine, o ancora appunto vita, fine, parole astratte, mentre le altre 4 parole rima appartengono tutte a un campo semantico molto ben definito, che è il campo semantico della navigazione. Sono scogli, sono legno, che è naturalmente una metonimia per la nave, sono il porto, la vela. Campo semantico della navigazione e come tali concorrono alla costruzione di un discorso morale sull'esistenza e sul destino dell'uomo. Il rovesciamento della concretezza e sensualità delle precedenti sestine è però evidente soprattutto nella particolare strategia retorica prescelta,
che declina ossessivamente il motivo metaforico della navigatio, su cui dovrò, sia pure brevemente, soffermarmi. Il motivo dell'invincibile refrattarietà dell'acqua marina connessa con il labile corso della vita umana è un archetipo biblico, già veterotestamentario, sapienziale, un passaggio famoso di Sapienza quinto 10, che vi leggo in italiano: come nave che fende l'onda agitata dell'acqua e non lascia traccia del suo navigare né della scia che la chiglia aperto fra le onde, diventa, come dire, un archetipo metaforico che parte dalla tradizione veterotestamentaria, arriva a quella neotestamentaria. È quasi ovvio ricordare l'episodio della predicazione di Cristo sul lago Tiberiade, che è riportato sia da Matteo, sia da Marco, sia da Giovanni, in cui, come ricorderete, venuta la sera, Cristo, terminata la predicazione, ordina ai suoi discepoli di prendere il largo sulla navicella, mentre lui si ritira a pregare sul monte. Durante la navigazione, però, come era prevedibile, si leva sul lago una forte tempesta, navicul autem in medio maris iactabatur fluctibus, e alle implorazioni di aiuto dei discepoli, Cristo, camminando sulle acque, sale sulla barca. Appena salito, il vento si placa, con Cristo al timone la barca può finalmente raggiungere sicura il porto. Tale palinsesto metaforico fruì di una straordinaria fortuna nella tradizione patristica e medievale, con insistite occorrenze proprio in un autore particolarmente caro a Petrarca come Agostino. La nave diventa infatti l'emblema della Chiesa come comunità di destino e, in seconda istanza, emblema dell'anima del cristiano sottoposta alla navigatio mondana, alle tempeste, ai naufragi dell'esistenza. Non è raro, e basta ripercorrere un noto libro, noto forse non tanto agli studiosi di letteratura, ma certamente ai teologi, un libro di Ugo Rahner, Simboli della Chiesa, l'Ecclesiologia dei Padri, per rinvenire in questo libro, quindi per rinvenire nel corpus patristico, frequentissimi cataloghi navali in cui ogni parte e ogni operatore della nave rimandano a sovrasensi ecclesiologici o morali. E del resto, tra il XIII e il XIV secolo, la simbologia nautica aveva trovato piena cittadinanza tra le imagines sagentes e le similitudini con cui i predicatori irrobustivano i loro sermoni per suggellare nella memoria dei fedeli verità fondamentali della dottrina cristiana. Cito soltanto, ma senza alcuna pretesa naturalmente di individuazione intertestuale, ma piuttosto per restituire in qualche modo un universo interdiscorsivo molto frequente, la reportazio di una predica tenuta da Giordano da Pisa nel 1307, il cosiddetto Vangelio della nave, in cui il predicatore, partendo come era consueto dal tema, in questo caso evangelico, Marco 6,47, et erat navis in medio maris, elabora poi per i fedeli un'amplissima simbolica della nave, esaminando la valenza morale e antropologica delle diverse componenti. La metafora nautica, insomma, si offre come veicolo privilegiato di verità riguardanti il cammino del viator e come forte vettore di sacralità. Il fatto che nella Sistina 80 si potenzi e si declini in maniera ossessiva questo patrimonio metaforico risponde evidentemente a un intento ideologico molto preciso, che connota in chiave morale, religiosa, penitenziale, un metro che appunto era stato sino allora adibito a contenuti antinomici. Non sarà inutile ricordare che il motivo dell'allegoria della nave, con parole rima, la cui forza oggettuale è consegnata una volta per tutte, si imporrà anche nel successivo sviluppo del genere. Appunto, in un repertorio che non è stato ancora allestito, ma che Andrea Comboni sta allestendo, delle sestine, tutti i tipi di sestina morale sono declinate ossessivamente sulla metafora nautica della navigazio, con amplissima ripresa delle parole rima di questa Sestina 80. In qualche modo davvero questa sestina diventa in qualche modo un modello archetipico per la tradizione della sestina morale. Del resto il topos della navigazio è ampiamente fruito dallo stesso Petrarca in numerosi altri luoghi del canzoniere, senza però che in questo caso, nella Sestina 80,
questo topos della Navigatio si connoti di fibrillazioni metaforiche particolarmente ardite, mentre in altri luoghi del canzoniere Petrarca gioca con metafore particolarmente ardite che si riferiscono al campo semantico della Navigatio, in questa sestina mi pare che ci sia una scelta diversa, anche questa forse non casuale. Per ricordare qualche fibrillazione metaforica di motivo nautico nel canzoniere, pensate alla celebre nave colma d'oblio con l'allucinata animazione delle inanimate e stanche sarte del sonetto 189, oppure alla frale barca sì lieve di saver d'error sì carca, che condanna l'agens poetico agli ossimori di una paradossale fisiologia nello straordinario sonetto «S'amor non è, che è dunque quel ch'io sento», per cui l'agens trema a mezz'estate ardendo il verno. Non vi è invece nella sestina 80, come vedremo tra un attimo ripercorrendola, questa oltranza metaforica. Anche in questa opzione per la dulcedo, per la simplicitas dei veicoli metaforici, mi pare che si confermi la presa di distanza dalla asperitas della sestina arnaldiana e dantesca, che invece si caratterizzava per esasperate fibrillazioni metaforiche. Torniamo, come direbbe Bédier, al nostro solo bene, torniamo a quelle carte 18 verso e 19 verso del Vaticano Latino 3195 che si presentano evidentemente al lettore aperte insieme. Sulla sinistra, ecco qui ritorno l'immagine del canzoniere, a sinistra il lettore trovava a carta 18 verso i sonetti 76, 77, 78, 79. A destra, evidentemente, nella carta appunto 19 recto, trovava, come abbiamo visto prima, la sestina 80, incolonnata in quel modo particolare, e il sonetto 81. E questo è stato notato, ma mi pare particolarmente rilevante in questo caso, la disposizione dei testi sulla pagina è in qualche modo funzionale al dispositivo di senso che Petrarca vuole procurare. L'incrocio fra semantica testuale e codici visuali diviene in qualche modo un fattore importante per la corretta decodifica del macrotesto. L'associazione, ad esempio, sulla stessa carta della sestina 80 e del sonetto 81, «Io son sì stanco sotto il fascio antico», è il sintomo di una coesione semantica che potrebbe forse essere ridondante a fronte delle insestite legami intertestuali tra i due testi, ma che mi pare proietti le dimensioni che sono indiscutibilmente penitenziali di quel sonetto 81 anche sulla sestina 80. E la cosa è ancora più interessante se si ritorna, come dire, alla carta immediatamente precedente, alla carta di sinistra, perché il sonetto 79, che volete poi vi mostro, sa al principio risponde il fine e il mezzo, è un testo di anniversario. È un testo di anniversario, come l'incipit si incarica di dimostrare chiaramente, e poggia interamente sul presentimento di morte, senza che però a questo presentimento si dia in quel sonetto 79 un senso morale o religioso. Sarà soltanto la sestina 80 invece a proporre una lettura morale della vicenda amorosa, che si propone come fine il distacco dalla passione. Nel sonetto 81 poi troveremo il compimento di questa linea ascendente. Il sonetto 81 è davvero un autentico testo penitenziale che invoca la redenzione e oppone radicalmente alla parola salvifica del Signore la parola vana della poesia amorosa. All'eterno presente, che denuncia la disparazione della passione non corrisposta del sonetto 79, si oppone allora la sestina 80, che introduce invece una prospettiva temporale ripercorrendo la vicenda amorosa dell'io, il che consente almeno la possibilità di una conversione. Ed è interessante ancora notare come la fisionomia stilistica del sonetto 79 sia fortemente caratterizzata dall'asperitas. Ve lo leggo proprio molto velocemente, ma semplicemente per darvi il senso di questa asprezza anche fonica.
S'al principio risponde il fine e il mezzo del 14° anno in ch'io sospiro, più non mi può scampar l'aura né il rezzo, si crescer sento il mio ardente disiro, amor con cui pensier mai non ha mezzo, sotto il cui gioco giammai non respiro, tal mi governa ch'io non son già mezzo per li becchi che al mio mal si spesso giro. Così mancando vo di giorno in giorno, sì chiusamente ch'io sol me n'accorgo, è quella che guardando il cor mi strugge. Appena infino a qui l'anima scorgo, ne so quanto fiameco il suo soggiorno, che la morte s'appressa e il viver fugge. Avrete notato la rima in ezzo, la rima equivoca mezzo, mezzo, la rima etimologica a mezzo, mezzo, le rime tecniche ricche delle terzine accorgo, scorgo, giorno, soggiorno, sono tutti elementi tipici questi, un repertorio formale tipico, della sestina, direi delle petrose dantesche. E il tema di 79, del sonetto 79, l'anniversario, l'incombere della morte, lo collega poi a un altro testo d'anniversario, il testo 30, che è un'altra sestina, giovane donna sotto un verde lauro, un componimento tutto pervaso dall'idea della brevità della vita e dell'incombenza della morte. A giudicare dai numerosi elementi che collegano il sonetto 79 alla sestina 30, il lettore, spostato lo sguardo sulla pagina successiva, si aspetterebbe in qualche modo un ritorno a una temperie poetica di tipo petroso, ma invece l'attesa, con grande efficacia, viene immediatamente smentita dal testo seguente, dalla sestina 80, che piega il metro, come dicevamo e come vedremo, a un fine morale. Il credo di 80 poi annuncia e prepara il sonetto successivo, collocato nella medesima carta 19 recto del Vaticano Latino 3190. La disposizione dei testi sulla pagina è dunque in funzione del dispositivo di senso. L'incrocio fra semantica testuale e codici visuali diviene un fattore importante di decodifica del macrotesto. Però sarà opportuno tornare al testo e proporne una sia pur veloce segmentazione e analisi delle singole stanze. La sestina, ritorno sull'edizione 80, perché insomma si apre con una strofa: chi è fermato di menar sua vita su per l'onde fallaci e per gli scogli scevro da morte con un picciol legno, non può molto lontana esser dal fine, però sarebbe da ritrarsi in porto mentre al governo ancor crede la vela. La sestina si apre appunto con una stanza descrittiva, quasi introduttiva si direbbe, in virtù del suo contenuto fortemente gnomico. Il senso è generalissimo. Il pronome chi in apertura, chi è fermato, è il presente acronico dei versi 1 e 4, può molto lontana essere dal fine, chi è fermato di menar sua vita, pongono infatti la sestina 80 sotto il segno dell'affebulazione di un'esperienza morale, valida per tutti gli uomini e pertanto situata all'opposto del racconto suggestivo della passione. E sarebbero numerose le suggestioni intertestuali che si propongono alla lettura di questo testo. Mi limiterò soltanto a segnalare quelle che in maniera più sintomatica creano una dialettica tra modelli, romanzi e suggestioni patristiche e liturgiche. Così, se il primo verso, chi è fermato di menar sua vita, sembra essere il sapiente risultato della combinazio di un richiamo palinodico all'archetipo del genere sestina, fermato non può non richiamare l'incipit della sestina di Arnaut Daniel, lo ferm voler che il cor m'intra, che Petrarca aveva peraltro già più scopertamente adibito nella prima sestina del canzoniere, dove addirittura c'era il fermo desir. Ma quel fermato, se rinvia allusivamente ad Arnaut Daniel, è però irrimediabilmente cambiato di segno, è divenuto il sinonimo dell'ottusa volontà di peccare, della colpevole ostinazione a sottomettere la propria vita morale alle forze della passione. E a relativizzare il richiamo ad Arnaut Daniel provvede però il secondo emistichio e il verso 2, chi è fermato di menar sua vita su per l'onde fallaci e per gli scogli,
che, spiazzando le aspettative petrose del lettore, richiama il tema iniziale del confiteor salmistico dei naviganti del Salmo 106. Anche qui vi leggo direttamente, molto velocemente, la traduzione italiana del Salmo, ma questo Salmo, insomma, questa porzione del Salmo 106 agisce come ipotesto costante in tutta la sestina 80. Quelli che scendono in mare con le navi per esercitare il commercio nelle grandi acque, questi hanno visto le opere del Signore e le sue gesta meravigliose nel profondo del mare. Egli comandò e fece sorgere i venti delle procelle, sollevò le onde, si alzavano fino al cielo e discendevano fino all'abisso. La loro anima impallidiva nella burrasca, avevano le vertigini, barcollavano come ubriachi, tutta la loro perizia era svanita. Allora gridarono a Dio nella loro angoscia, e Dio da ogni sventura li liberò. Poi placò la burrasca e la trasformò in dolce ebbrezza, tacquero le onde, ed essi gridarono di gioia, perché si placarono, e Dio li guidò al porto dei loro desideri. Dal tono gnomico di questa prima stanza si passa poi alla rievocazione della vita passata dell'io, all'exemplum personale del poeta, i cui casi esistenziali sono lì appunto a verificare, come accade per gli exempla, l'assunto teorico dei primi sei endecasillabi. L'aura soave a cui governo e vela commisi entrando all'amorosa vita e sperando venire a miglior porto, poi mi condusse in più di 1000 scogli e le cagion del mio doglioso fine non pur d'intorno avea, ma dentro al legno. Ecco, dall'impersonale chi si passa alla prima persona di commisi, all'esplicitazione del pronome personale oggetto mi al verso 10, poi mi condusse, e dal presente acronico dell'agnome della prima stanza al perfetto, come dire, alla puntualità dei perfetti commisi e condusse. Ma è soprattutto l'efficace gioco di parole sull'aura soave, evocazione fonica dell'amata, tipico segnal per l'amata Laura, e il riferimento del verso 8 all'amorosa vita. Il riferimento, dicevo, al verso 8 all'amorosa vita è il segnale sull'aura soave, pur non sottraendosi alla complessiva coerenza metaforica della navigazio, conducono tuttavia il lettore nella dimensione autobiografica, fornendo un decisivo segnale per la decrittazione dell'insistito discorso metaforico. Dolce vento, Laura, appunto, ha affidato la vela e la guida della propria nave, cioè il dolce vento a cui ha affidato la vela e la guida della propria nave con la fallace speranza di approdare a un miglior porto, al portum voluntatis del citato Salmo 106, ha al contrario condotto l'Agens tra i pericolosissimi scogli, quei 1000 scogli che, come nota molto acutamente Rosanna Bettarini e molto elegantemente Rosanna Bettarini, sono un'iperbolica moltiplicazione di quel vivente scoglio che, a norma del verso 21 della canzone al più diversa e nuova, rappresentava la donna amata. Verso 10 poi, esibendo in posizione iniziale, l'avverbio poi, cui dovrà riconoscersi evidentemente non soltanto un'ovvia valenza temporale, ma una più marcata funzione avversativa. Verso 10, dicevo, esibendo quel verbio poi, bipartisce perfettamente la stanza tra una situazione di speranza, l'aura soave a cui governo e vela commisi entrando all'amorosa vita e sperando venire a miglior porto, oppone, dicevo, a una situazione di speranza la situazione drammatica rovesciata dei versi 13, dei versi successivi. Poi mi condusse in più di 1000 scogli e le cagion del mio doglioso fine non pur d'intorno avea, ma dentro al legno. Il medesimo schema avversativo sarà riproposto poi nella terzina successiva, dove ancora al quarto verso della stanza compare in posizione incipitaria quel poi, con valore anche qui avversativo, in cui però si rovescia la posizione della terzina precedente, perché alla drammatica situazione dei primi 3 versi si oppone la speranza di salvezza dei versi successivi. E un analogo poi comparirà nella quinta stanza, sempre nel quarto verso, sempre in posizione incipitaria, di meccanismo rotatorio, in cui però
si ritorna a una iniziale condizione di speranza che si converte in una condizione dolorosa, per cui tra le stanze 2, 3 e 5, in questo alternarsi marcato dal poi che rovescia le situazioni, abbiamo una sorta di doppio chiasmo: speranza, condizione dolorosa, la seconda stanza, la terza stanza, condizione dolorosa, i primi 3 versi, speranza nei 3 versi successivi, nella quinta stanza, speranza, condizione dolorosa. Un doppio chiasmo che nella sua oscillazione mi pare riproponga iconicamente l'incerta fluttuazione su cui si costruisce tutta la sestina. Torniamo però un attimo alla seconda stanza che avevamo abbandonato al verso 4 poi, perché gli ultimi 3 versi di quella stanza si chiudono con una formula quasi epigrammatica che sottrae agli agenti esterni, al mare, all'aura soave, allo strapotere d'amore, la responsabilità dell'esito drammatico, del doglioso fine, della propria perdizione. Il pericolo infatti non è fuori, è dentro la nave. La colpa pesa solo sull'io che si è incautamente affidato all'aura soave. È del resto un motivo che a Petrarca doveva essere particolarmente chiaro, ed è un motivo paolino, ricordate, Mani, no? Nel quale non sono più io che compio il peccato, ma è il peccato che abita in me, è esattamente quello. I primi 3 versi della terza strofa proseguono il tema del tempo perduto nell'inconcludente erranza e insistono sulla responsabilità del soggetto che non si è preoccupato di controllare la direzione del viaggio. Chiuso gran tempo in questo cieco legno errai, senza levar occhio alla vela, ch'anzi al mio dì mi trasportava al fine, dove fine qui vale morte. Il soggetto ha infatti errato, a questa ambiguità semantica di errore ed errare, con un ricordo chiaro di un testo che agisce altrettanto fortemente in questa sestina, che è il De Beata Vita, il proemio del De Beata Vita agostiniano. Il soggetto ha errato in un chiuso legno come colui che naviga alla cieca, senza guardare dove la vela lo conduce. Un viaggio che poteva appunto concludersi con la fine, con la morte. Siamo qui giunti ai versi cruciali della sestina, versi centrali non solo numericamente, sono i versi 16-18. Poi piacque a lui che mi produsse in vita chiamarmi tanto indietro dagli scogli ch'al men da lunge m'apparisse il porto. Sono versi che inaugurano, trascendendo l'articolazione in stanza, il tema dell'intervento salvifico, dell'Epifania che si sviluppa poi fino al verso 24. L'avverbio poi marca dunque non solo un mero trapasso temporale, ma introduce una svolta almeno apparentemente decisiva. Il Signore della morte e della vita, Dio creatore, ha indicato un'altra direzione, ha allontanato il protagonista dai pericolosi scogli, in modo tale che potesse almeno da lontano scorgere il porto desiderato. È un'autentica epifania, sottolineata peraltro dall'assonanza dei 2 bisillabi incipitali del verso 24. La speranza di chi, nave o legno, vede da lontano un faro della notte, purché la tempesta o gli scogli non impediscono la vista, così all'io salito sulla vela gonfia di vento è stato possibile scorgere i signi dell'altra, della vera vita, le insegne di quell'altra vita. Anche qui con un evidente richiamo ai naviganti del proemio del De Beata Vita di Sant'Agostino, in cui dopo essere stati a lungo e duramente, anche qui traduco direttamente, dopo essere stati a lungo e duramente sballottati qua e là, tengono lo sguardo volto ad alcuni fari e, sebbene fremerosi, si ricordano della patria diletta e con dritto corso, senza inganni e senza indugi, vi ritornano. L'intervento del Signore della morte e della vita, al pari dell'apertura casuale delle Confessiones di Agostino mentre Petrarca ascende il Monte Ventoso, trafigge il protagonista con una folgorazione conoscitiva che appartiene non al Cronos, ma al Kairos, al tempo sacro della rivelazione. La scena è quella delle grandi svolte, delle scoperte decisive, quando il movimento opaco dei giorni e delle occasioni si inarca nella figura di un destino e ogni congiuntura esistenziale assume la cadenza significativa, necessaria della storia. Sono i versi di una voce e di un tempo letteralmente cruciali,
che tengono il pensiero al crocevia tra passato e futuro, sulla soglia di una consapevolezza essenziale, nella vibrazione irripetibile di quei momenti che decidono di una vita perché possono rivelare la direzione giusta del cammino. Richiamo della divinità, in evidente relazione con le parole dei versi 9 e 11 del sonetto 81, che vi leggo molto velocemente perché sono interessanti. Anche qui, ma la sua voce, è la voce di Dio, ancor qua giù rimbomba, o voi che travagliate, ecco il cammino, venite a me se il passo altri non serra. Appunto, il richiamo della divinità, lo scatto dirompente dell'illuminazione si offre con la tonalità oracolare della rivelazione, è come il soffio divino della verità, è il verbo. Quel richiamo, come ancora più evidentemente le parole del verso 81, mettono in comunicazione l'eterno con il tempo, l'assoluto si manifesta tra le pieghe del tempo terreno. È il miracolo di Dio che fa sentire la sua voce a una creatura, sorprendendola nella causalità dell'esistere. Motivo che non mi pare sia stato ancora sottolineato, ma naturalmente la bibliografia petrarchesca, ho potuto constatare, è quasi altrettanto oceanica quanto quella dantesca. Un motivo che non mi pare sia stato ancora sottolineato: Petrarca poteva, questo della voce di Dio, poteva facilmente desumerlo da alcuni passaggi delle amate Confessiones, in cui ad esempio nelle prime righe del capitolo 11 del libro quarto, in un'esortazione alla propria anima, Agostino scriveva: «Noli esse vana, anima mia, non vaneggiare, anima mia, non render sordo l'orecchio del tuo cuore con il tumulto della tua insipienza. Anche tu ascolta. Il verbo, lui stesso grida per invitarti al ritorno, la regna imperturbabile quiete». E qualche pagina dopo, riferendosi sempre alla divinità, Agostino ricordava nelle Confessiones: «Egli, la vita nostra, è disceso qua giù, è preso la nostra morte, l'ha uccise nella sovrabbondanza della vita e con voce di tuono», ricordate il rimbombo del verso 81, «chiamarme tanto indietro, e con voce di tuono ci gridò di ritornare a lui. Non si attardò, ma corse gridando con parole, con fatti, con la morte, con la vita, nella discesa e nell'ascesa, gridando perché tornassimo a lui». Nel momento epifanico della visione del lume, il caso coincide dunque miracolosamente con la necessità, la contingenza con l'assoluto, e il lampeggiamento improvviso della verità è avvalorato dal profondo turbamento del poeta che sospira verso il fine che gli è proprio, verso la meta. Ed è emblematico che qui, fine, non sta più ad indicare, come nelle prime tre stanze, la morte, ma la vera vita, il fine, il telos, la dolcissima patria agostiniana. Nelle due restanti strofe la valenza semantica di fine sarà radicalmente mutata, trasformata quasi in un antonimo delle prime tre occorrenze. Ogni progresso però è irreversibile, tanto più quando è affidato a una volontà impacciata, priva della necessaria risolutezza, e quando si scontra con il tempo limitato della vita. Il tempo passa e l'approdo, il porto, tornano a farsi spaventosamente lontani. Aveva visto le insegne di quell'altra vita, non perché io sia sicuro ancor del fine, che volendo col giorno essere a porto è gran viaggio in così poca vita, poi temo che mi veggio in fraile legno e più che non vorrei piena la vela del vento che mi pinse in questi scogli. Il tempo passa e l'approdo, il porto, tornano a farsi spaventosamente lontani. Il desiderio della salvezza, del fine, è, come acutamente notava Castelvetro, un sospiro, il cui contenuto è espresso nell'enunciazione del verso 25, consiste nella insicurezza della buona meta, insicurezza dovuta alla summa temporis parcitas, alla fraile vela, ancora gonfiata da quel vento che ha già sospinto il poeta tra gli scogli. Gli effetti dell'aura soave continuano a incidere sulla debole volontà del soggetto. Il desiderio di invertire la rotta, di ammainare la vela del desiderio, di ancorarsi in un porto sicuro, espresso con l'esclamazio ottativa dei versi 31-34, «Se io esca vivo dei dubbiosi scogli e arrivi il mio esilio ad un bel fine»,
che io sarei vago di voltar la vela e l'ancore gittare in qualche porto. Ecco dunque il desiderio di invertire la rotta, di ammainare la vela del desiderio, di ancorarsi in un porto sicuro, si scontra con il persistere ossessivo della passione, ribadito nei versi 35-36. Se non ch'io ardo come acceso legno, sì m'è duro allassar l'usata vita. Versi che ricevono una particolare enfasi dall'unica immagine che esula dalla rete metaforica della Navigazio, l'ardente legno di quella Amoris Accensio, tipica della tradizione poetica cortese, che rende arduo abbandonare l'usata vita, ma anche riproposizione di quella amorosa vita del verso 8, e come quella non priva forse di valenze metaletterarie, di una poesia cioè che non riesce ancora ad abbandonare, direbbe Dante, il tema della Venus, per approdare definitivamente alla Virtus. L'intervento salvifico del Signore non è stato dunque risolutivo. L'intuizione della giusta rotta non ha la perentorietà di una conversione, segna soltanto l'inizio di un lungo itinerario penitenziale. Il potente richiamo della divinità dovrà infatti assoggettarsi inevitabilmente al tempo ingorgato della volontà perplessa. Dopo l'estasi della commozione ambientale, dopo il Kairos che ha consentito di scorgere la possibile alterità che avrebbe invertito la rotta, il tempo umano degli andirivieni, dell'errore, corrispondenti appunto alle fluttuazioni dello spazio marino, in questo eloquentissimo cronotopo della navigazione riprende il suo corso intricato, tortuoso, perplesso. Ad onta dell'istanza finalistica da cui dopo l'intervento eccezionale del Signore la Navigazio sembrava orientata, le ultime due strofe della Sistina, la 5 e la 6, dicono soprattutto che Petrarca ha sconfessato il tempo teleologico della fine, il tempo orientato in linea retta verso il telos della salvezza, per sostituirvi invece la tortuosità esistenziale dei desideri, delle incertezze, delle ricadute. E questo è il tempo umano, è un tempo vischioso, ripetitivo, curvilineo, sinuoso, reversibile, fluttuante, esattamente come le fluttuazioni agostiniane richiamate in questa Sistina. È un tempo ondivago, è un tempo lento al quale resta essenzialmente estranea la sovrannaturale fulminità del tempo della grazia. Si potrebbe quasi sostenere che per Petrarca esistano, come insieme con la Sistina 80 mostrano numerosi altri testi naturalmente del canzoniere, ma anche il Secretum, alcune familiari, penso tra tutte alla notissima Ascesa al Monte Ventoso, due tempi differenti. Un tempo eventualmente anche immediato, epifanico, dell'intelligenza, della comprensione, dell'illuminazione, della visione, della grazia, è un tempo lento, resistente, appiccicoso, faticoso, della coscienza che si fa carne e nervi, che regola immanentemente i pensieri e le decisioni. Del resto, vedere il bene non significa essere subito in grado di praticarlo. Petrarca aveva detto: veggio il meglio ed al peggior m'appiglio. Nella versione della rotta la mutatio vitae non è dunque ancora realizzata e resta ancora solo un'aspirazione, mi arrivo. Non stupisce che la consapevolezza dei pericoli, l'amara anche consapevole meditazione sui rischi della Navigazio, non stupisce dunque che la Sistina 80 si chiuda con un congedo che sulla scia di una delle litanie dei santi e governi insieme i vivi e i morti, non può che essere strutturalmente e tematicamente una preghiera, innalzata all'eterna perfezione divina da colui che continua la navigazione errante e instabile dell'umano. Una preghiera, Signor della mia fine e della vita, prima che io fecchi il legno tra gli scogli, drizza a buon porto l'affannata vela. Una preghiera, proprio come accadrà ancora nelle due successive Sistine morali, la 142 e la 214, come accadrà ancora, o come era accaduto nell'ambiguo formulato da Francesco in chiusura del Secretum, affinché la lezione impartita di Agostino sia realmente praticabile. Voglia il cielo che mi accada quanto chiedi, utinam id mihi compito. O ancora nell'ultimo paragrafo della familiare 4.1, la famosa Ascesa al Monte Ventoso: vedi dunque, mio amato padre, come io non voglia nulla celare ai tuoi occhi, e non solo tutta la mia vita, ma anche singoli pensieri particolari io ti sveli. Questi io vorrei che tu pregassi Dio, che da vaghi e incerti come sono, un giorno abbiano posa,
e dopo essersi inutilmente volti qua e là, si volgano al fine a ciò che è unico, buono, vero e sicuro. La familiare, quella dell'ascesa al Monte Vertone, ho avuto occasione di ricordare più volte stasera, quasi a compensare l'ossessività nautica della Sestina 80 con un'escursione tutta montuosa della vetta, ma anche per confermare che pur nella varietà delle figurazioni dei veicoli metaforici persiste un medesimo tenore. L'ondeggiamento della nave, come il saliscendi di Francesco nell'Epistola al Ventoso, sono la tradizione figurale sul piano dell'etica delle fluctuationes agostiniane. La navigatio, come l'ascesa tortuosa, è una delle varianti espressive in cui si diffrange la grammaticalità del medesimo tema del cammino della vita. La Sestina 80 è stata recentemente definita da Claude Perius non un gran testo. A me pare invece che nel riproporre il movimento pendolare tra esaltazione dell'amore e pentimento, nella messa in scena della fluttuazione delle consuete polarità ideologiche di Petrarca, nell'assumere come protagonista un soggetto i cui propositi non saranno mai completamente assunti, ma sempre contornati da distinguo, da puntualizzazioni, da molti se cautelativi, nel riproporre insomma un io drammaticamente irresoluto che in una ossessiva coazione a ripetere incorre sempre nei medesimi errori, nel configurarsi insomma questa Sestina come un commento disforico e scettico sulle possibilità del soggetto di salvarsi, può davvero essere definita una sorta di mise en abîme, di rappresentazione in scala ridotta dell'intero canzoniere. La storia della Sestina 80 è dunque davvero la storia del macrotesto, così come ci impone di leggerla il capitale sonetto premiale. È proprio qui che l'io del fragmenta, dei rerum vulgarium fragmenta, si differenzia non solo rispetto al protagonista delle Confessiones di Agostino. La storia di Agostino può essere meditata ma non riscritta, ma si differenzia anche rispetto al pellegrino del primo canto della commedia, smarrito ma non definitivamente perduto nella selva. Efficacemente, un antico commentatore dantesco, benvenuto da Imola, glossava quei primi versi della commedia in questo modo: et notanter dicit autor smarrita, id est non perdita, nam quam vis esset viciosus tunc, benché fossi allora vizioso, tamen poterat ridire ad viam rectam virtutum. Petrarca questo non avrebbe potuto farlo. Grazie.